sentito da Francesco Zimei appunto come all'interno di questo sincretismo culturale e religioso di Paolino figurino parecchi elementi anche di novità, di avanzamento dal punto di vista della promozione degli strumenti di percezione e cognizione culturale. Grazie dunque a Zimei, e adesso è la volta di Susi Marcon, che è una delle signore che fanno funzionare la grande macchina della Biblioteca Nazionale Marciana, e Susi Marcon ci parlerà dei disegni di Paolino Veneto, un argomento fra i decisivi per la comprensione del personaggio. Buon pomeriggio. Grazie Presidente. In effetti non vi parlerò solamente dei disegni, farò poi alla fine, forse la parte più divertente, delle notazioni sull'illustrazione. Vorrei invece vedere insieme a voi ciò che rende molto particolare questo codice, anzi lo rende assolutamente singolare sia nella storia della codicologia tutta, sia all'interno delle vicende di Paolino. Innanzitutto la parte riguardante la provenienza è doverosa, come voi sapete la storia di un codice ci dice molte cose sul codice stesso, ma è effettivamente la parte più noiosa, cercherò di abbreviare e di stringere, abbiate un po' di pazienza. Il codice è appunto quello che vedete qui esposto, ma che così riusciamo a considerare più da vicino. Ora, fra le tante cose misteriose, fra i tanti aspetti misteriosi di questo codice, c'è anche il fatto che non sappiamo la sua storia. Certo fu tra le mani di Paolino, su questo siamo tutti d'accordo, ma come arrivi a questa biblioteca è assolutamente sconosciuto. La coperta è rifatta nel 1959 presso i Benedettini dell'Abbazia di Santa Maria di Braglia, assolutamente muta e senza relazione naturalmente come si usava nel 59, per cui nulla sappiamo. Non sono stati toccati i margini, almeno questo il protocollo lo consentiva. Anche le guardie sono perfettamente rifatte a quel tempo, del tutto nude. Vi ho messo il particolare di come si strutturano le guardie, che però sono totalmente nuove nel 1959, e rifatte, cioè riprese, ma quasi soltanto nella legatura, poi vedremo nell'85. Si tratta di un codice appartenente al fondo antico, dunque è entrato in biblioteca sicuramente prima del 1741, che è la data di stampa del catalogo Zanetti, che per la parte latina era stato redatto nei 2 anni precedenti. Quindi compare nel 1740, esattamente come codice con 99 fogli, quindi esattamente quelli che ha adesso. Non venivano registrate le guardie, ma siamo ragionevolmente sicuri che non sarebbero state buttate, sarebbero stati buttati gli apparati più recenti, ma non delle guardie antiche. Naturalmente nel Settecento, essendo codice anipigrafo, non è stato dalla storiografia riconosciuto l'autore, compare come Chronicon. Tutti i codici che sono compresi nel catalogo, questo è il catalogo Zanetti, lo chiamiamo correntemente, hanno la coperta, hanno avuto intorno al 1740 la nuova coperta col custos dell'Ultor in cuoio biondo, una coperta leggera su quadranti di cartone.
dunque possiamo presumere che anche il Paolino abbia avuto, almeno dal 1740, tanto per intenderci, abbia avuto questa coperta che avrebbe mantenuto fino appunto al 1959. Essendo un codice molto pesante, di grandissime dimensioni, in foglio di grandi dimensioni e dalle particolari caratteristiche di cucitura, la coperta leggera sarà presto collassata. Vi dico in breve che una notizia di un tentativo di riconoscimento della cronaca citata dal Bardi come una appartenente al cardinale Bessarione che stava nel Pluteo 17 a sinistra si rivela assolutamente falsa nel momento in cui si confrontano gli incipit delle particolari sezioni, quindi è da cassare come ipotesi. Quali sono gli indizi che abbiamo? Questo è il primo foglio del compendium. Un'attribuzione di titolo, cronologia magna, di mano settecentesca, diciamo, poco prima di quando compare, diciamo, nel catalogo Zanetti. Un 18 e un 12. Il 18 e il 12 sono numeri di banco. Allora si va alla verifica naturalmente, perché a seconda di come stiano nei numeri di banco uno può capire qualcosa. Allora, i inventari bessarionei non lo comprendono. Nel 1637 ho verificato i soli Plutei 18 e 12 e non lo trovo. Naturalmente lo farò il tutto con maggiore calma, perché essendo anepigrafo a questo punto potrebbe comparire chissà come. Tuttavia i Plutei, sì, per essere anche molto accurata, ho guardato anche nel Pluteo 17 che pure non dovrebbe c'entrare. Quindi a questo punto proprio non lo trovo. Tenete conto che però i codici grandi stavano extra Pluteos spesso, quindi sono difficilmente riconoscibili. Fosse stato in biblioteca a questo punto, avrebbe probabilmente avuto la catena. Questi guasti che vediamo nell'ultimo foglio e che vi ho evidenziato sono forse guasti da catena, tuttavia sono risarciti, non ci possiamo fare più niente. Ipotesi molte, come vedete, risposte poche, pochissime. L'inventario successivo del 1679 vi evidenzio il banco 18° che ci serve non tanto perché io l'abbia trovato e non l'ho trovato, ma perché ci consente di vedere, di datare pressopoco per confronto la grafia di quel 18 e di chi ha scritto l'inventario del 1679. Dunque ci siamo, doveva essere in un banco a questa altezza. Ripeto, guarderò con maggiore attenzione, non mi risulta. Quindi 1680 circa si abbandonano i Plutei. Non abbiamo la notizia certa, però sappiamo che c'è l'intenzione di abbandonarli e mano a mano si abbandonano per gli armadi, per tavoli, per la consultazione. Siamo proprio nella sala adatta, perché qui stavano i Plutei, appunto. Erano 38 in tutto, divisi metà e metà da una parte e dall'altra della sala. Nel 1740 si procede, vi dicevo, a questo cambiamento profondissimo nelle collezioni marciane e tuttavia questo codice, che avrà il numero 399 nel catalogo Zanetti, compare in una prima bozza del catalogo datata al 40 con un altro numero e quindi sappiamo quindi che possiamo immaginare,
compare tra gli ultimi della classe degli storici. Possiamo solo supporre che a questo punto la situazione fosse ancora piuttosto incerta per questo codice, che fosse passato da un Pluteo all'altro, fosse di grandi dimensioni, forse non ben gestibile proprio per le sue dimensioni e forse per una fragilità insita nella sua struttura. E che quindi forse è per questo che non riusciamo bene a individuarne le tracce. Fino al 1740, rispetto al lascito bessarioneo, in effetti i lasciti erano stati molto pochi. Il Galliccio, i Contarini, i Recanati, quasi null'altro. È solo più tardi che ci sono delle grandi accessioni in biblioteca. Tuttavia ci sono anche, ma appunto sono quelle mute di cui non sappiamo nulla, delle aggiunte sporadiche. E non viene aggiunto niente neppure nella revisione del catalogo Zanetti. Questo codice, benché importantissimo, non viene scelto dai francesi, che sceglievano soltanto le cose più raffinate, più belle esteticamente. Tanto più essendo questo un codice anepigrafo, non decorato, di aspetto almeno apparentemente dimesso, non venne scelto. Venne scelto invece, notiamo fin da adesso, il Sanudo 410, che era contariniano, e appunto è questo il catalogo dove possiamo controllare tutto questo. Il sospetto è che facesse parte di quei codici che vengono ritrovati durante il Seicento in una camera di Palazzo Ducale, che vengono man mano recuperati. Tuttavia a suo tempo li ho studiati, questi dell'appendice, non compare il Paolino. Sono tutti codici che venivano al tempo ritenuti del lascito petrarchesco e che invece possiamo riferire a diversi altri fondi che nel tempo si erano aggregati, e si tratta soprattutto di codici che avevano qualcosa che non andava, o erano poco compatti o mutili o documentari. Anche vengono tenuti in questa stanza anche dei codici documentari, che solo appunto con il catalogo del 1740, dopo queste ricognizioni seicentesche che partono da circa il 1630, vengono recuperati alla biblioteca. Come vedete, Paolino Veneto era entrato prima di questo elenco. Tuttavia, che qualcuno l'abbia selezionato fra queste cose rimaste che facevano parte comunque di ciò che passava per Venezia e veniva aggregato alla libreria, ai fondi antiquari della Serenissima, questo è possibile. Il Directory Cimine stava in questo repositorio e viene recuperato nel 1740, appunto. Anche la catalogazione di Valentinelli, e vi ho segnato dov'è il punto in cui si ferma, in giallo sotto, dove si ferma la parte originale della composizione. Nemmeno in questo caso viene riconosciuto l'autore, che come sapete ha una storia, passa per altre vie il riconoscimento dell'autore, e soprattutto dalla divulgazione che ne fa Simonsfeld. Naturalmente in quelle catalogazioni non si parla di coperta in nessuna maniera. Quindi, coperta antica probabilmente, ma ancora prima di questa coperta settecentesca, che cosa avrà avuto? Lo stato del primo foglio e dell'ultimo parlano abbastanza chiaro. O non aveva affatto una legatura, prima di quella settecentesca, dico, o avrà avuto una sorta di camicia pergaminacea, una cosa floscia, che appunto ha determinato questo stato non perfetto della pergamena.
Intanto possiamo notare come primo e ultimo foglio siano legati da una breghetta che è rimasta quella dell'85, ma forse aveva qualcosa per consolidare anche prima, e che comunque si è rilasciata nel tempo e è stata riapplicata nell'85. Dunque è stato forse trattato nel tempo alla stregua un po' di un codice documentario. Forse è stato tenuto sciolto mentre si facevano tutte le aggiunte. Questo ce lo direbbe il fatto che le scritture, sia quelle originali, sia quelle delle aggiunte progressive, sia ancora quelle degli ultimi fogli, che sono chiaramente aggiunti rispetto alla composizione originale, cioè dopo il foglio 90, dal 91 in poi, sono tutti scritti in maniera tale che non sarebbe stato possibile se il codice fosse stato legato. Sempre in quel primo foglio abbiamo delle altre notazioni nella parte superiore, nel margine superiore, un'indicazione di registro che è quello di Praglia, e la cartolazione, la foliazione settecentesca che hanno tutti i codici, quasi tutti, ma insomma sostanzialmente tutti i codici del fondo antico che sono entrati nel fondo Zanetti. Ed ecco la grande singolarità di questo codice: è un unico fascicolo di 50 bifogli. Ora, 50 bifogli meno 1, perché il coniugato del foglio 10 non esiste più e quindi è caduto l'ultimo foglio, il primo foglio della parte non originale che doveva essere restato bianco dopo la composizione, chiamiamola originale, ci intendiamo, è un codice complesso e costruito nel tempo, ma c'è una sua struttura originale ben presente. La fragilità, estrema fragilità, è dunque data dal fatto che una sola cucitura al centro lo rende estremamente poco maneggiabile, pronto a sciogliersi nel tempo lo rende privo di una compattezza che è data dall'essere invece in tutti gli altri codici, quaternioni, quinterni, segnoni, che fossero, cioè la scelta nel tempo di fare delle aggregazioni meno numerose di fogli ha la sua ragione storica, molto probabilmente, almeno così è stato teorizzato, nel fatto di dover dare compattezza ai fogli e quindi di poter avere un dorso e così via, insomma, del fatto di costruire un codice. Infatti le uniche testimonianze storiche di unioni o single quires, come vogliate chiamarli, sono attestate, c'è uno studio del Turner, sono attestate nell'epoca di passaggio dal papiro al codice, ossia quando il papiro trovava la sua forma di codice, che probabilmente era già stata proposta dalla pergamena. È un caso singolarissimo, non noto attualmente ai trattati, alla storia della codicologia stessa. Naturalmente ci sono casi di anomalie anche nel codice occidentale latino, che vedono aggregazioni di fascicoli che hanno anche un numero più consistente di fogli rispetto al segnone, al quinterno e così via. Si tratta in gran parte benché siano casi rari poi, si tratta in gran parte di codici non professionali e di codici in carta poi. La pergamena costosa e bisognosa di trattamento professionale ha più spesso un trattamento regolare
e formalizzato in qualche maniera. Dunque, codice singolarissimo. Naturalmente non abbiamo risposta sul perché, possiamo fare tutte le ipotesi che volete, che sia un brogliaccio, che fosse appunto trattato a fogli singoli, però con le ipotesi bisogna essere molto cauti e io vi propongo appunto queste estreme singolarità di questo codice. La caduta del foglio coniugato al foglio 10 si vede perché appunto non viene rispettata la successione carne-pelo proprio in quel punto, quindi siamo sicuri che è caduto un foglio a quel punto, un foglio che doveva essere bianco sostanzialmente. Vi risparmio poi le cuciture. Altra cosa singolarissima. Voi vedete, vi ho evidenziato e abbiamo già visto sopra qual è la cartolazione settecentesca, che ormai è ben chiaro quale sia fra i tanti apparati di numerazioni che permettono di ritrovarsi fra le colonne di Paolino. Questi numeri spiccano, uno perché è settecentesco, l'altro, che vedete ugualmente cerchiato, e vedete vi ho scritto la corrispondenza, è in effetti una paginazione. E, ancora cosa singolare, compare solo sul recto e non sul verso. Eppure è chiaramente una paginazione perché saltano i numeri pari. E anche in questo caso non ho spiegazioni perché naturalmente la lettura delle tabelle di Paolino, del Chronicon, passano sono continue, una tabella continua, sapete benissimo meglio di me, sul verso e sul recto del foglio successivo, ma non su un foglio unico, che quindi potrebbe avere la paginazione esplicita, come dire. Già è singolarissimo trovare una paginazione in questo caso, e a questa epoca, naturalmente. Questa è un'altra incognita. Vedete ad esempio qui come i punti di chiusura sono assai simili alla numerazione romana che usa Paolino di solito. Ci sono anche degli altri numeri arabi nel corso del testo e sono assolutamente compatibili con questa paginazione. Quindi io direi che è una paginazione originale, tenendo con grande prudenza al solito che non possa essere stata fatta in un momento di aggiunte interne, perché questa è sempre una cautela che va comunque queste cifre in Veneto da parte di autori veneti in Nord Italia sono plausibili fino diciamo al 1450, per essere chiari. A me sembrano assolutamente di epoca gotica e coeve alla stesura del codice. Abbiamo detto brogliaccio, abbiamo detto privo di regole strettamente professionali, eppure la scrittura è una gotica professionale, la foratura c'è, almeno è presente, è osservabile nel margine esterno almeno di foglio 1 e mi pare 5, comunque devo averlo messo dopo. Non è una foratura regolarissima, ma che dire della pergamena, che è tutta ormai che non ha più il suo assetto originale. E tuttavia anche la rigatura corrisponde alla foratura e si trova solamente nei posti dove è necessaria. È una rigatura a colore che sparisce quasi del tutto, quindi sarà appunto d'argento o di piombo o di quel che è, per le parti continue di testo, e
per il resto non si intravede sotto alle linee ad inchiostro o ad inchiostro rosso. Sono anche queste delle deroghe piuttosto importanti di una sistemazione della pagina che andava costruita punto per punto, via, immediatamente. Andiamo alla datazione. La datazione si basa, voi vedete che c'è questo è l'ultimo doge nella mano originale di illustrazione, ed è Giovanni Soranzo, che è doge del 1312 al 1328. Poi le altre mani sono mani di aggiunte, eccole qua. Così qui è registrata la canonizzazione di Tommaso di Herford nel 1320 e di Tommaso d'Aquino nel 1323, e si vede chiaramente che la mano formale di scrittura comincia ad allentarsi. È probabilmente la stessa mano, ma allentata rispetto ad una gotica serrata e formale. Non chiedetevi se è un momento diverso o se è fatto in continuità. Così c'è un'altra data intermedia. Questo è per comparare, per farvi vedere che effettivamente la mano originale è questa, ed è la mano cosiddetta veneta, per venire ai disegni, perché due sono le mani principali, direi unicamente presenti all'interno del codice. La mano veneta, che possiamo assimilare al gruppo sanudiano. Esplicitamente qui vi ho messo una datazione precoce perché, allora, data la datazione del nostro codice, e visto che non sono di elevatissima qualità disegnativa i disegni, ma sono esplicitamente veneti e costruiti insieme strettamente al testo, vi faccio vedere dal 1310 circa al 1330 circa come tenga, e lascerò a questo punto, visto che manca poco, le immagini ad essere esplicite. Mi direte voi, ma a me sembra che, oltre che al gruppo sanudiano, tenga molto bene con le cose anche più belle che venivano fatte nel momento di passaggio di questa narratività continua, serrata, che è tipica del spicciola con tanti personaggi che dialogano tra loro, e una via più energica ripresa del bizantinismo. Mi sembra che si collochi benissimo in questo contesto e che comunque sono della fase originale anche della messa in pagina in questi contesti. Qui vi arrivo fino ad avanzati anni 40 e vedete, appunto lascio vedere a voi, come tenga, difficile dire la mano esattamente, ma tiene assolutamente quel contesto veneziano anche per iconografia. Il primo dei codici è assolutamente in linea con la datazione, e voi vedete che la cattura di Marco per la Translatio è assolutamente risolta con la stessa tipo di iconografia, e così per Sant'Andrea. Anche solo sul piano iconografico siamo strettamente veneziani, strettamente allineati col tempo. La seconda mano è quella francese-avignonese, ma qui forse Francesca poi ve ne parla più accuratamente, quindi vi propongo soltanto questo confronto già proposto da Botana, che mi sembra tenere estremamente bene. Siamo circa al 1320, quindi un assoluto parallelismo con quanto compare in Paolino. Un'ultimissima domanda è: chi interviene per prima, la mano veneziana o quella avignonese? La risposta di Dagenhart Smith è assolutamente quella veneziana. Infatti le correzioni della mano più scura, diciamo, chiamiamola così, avignonese e francese, quella più scura è dal segno più netto. Interviene con correzioni su rasura e con, è assai evidente in questa figura, ad esempio, che riprende del tracciato che c'è sotto, anche in questa riprende un disegno poco finito dalla mano veneziana.
Ecco, basta, ero qui. In altri casi è meno chiaro, perché qui non ci sono tratti veneziani, qui sono chiaramente l'inchiostro veneziano e allora ci facciamo vedere anche dei dubbi. Non ce l'ho finita. Grazie. Straordinario davvero questo percorso, anzi questa microscopia, o forse anche addirittura notomia del codice, uno dei codici più importanti della produzione di Paolino, che ha permesso, come avete sentito, anche di risalire